Boom di visitatori ieri alla Valle dei Templi di Agrigento in occasione della prima domenica con ingresso gratuito. Continua il problema della sosta selvaggia delle auto alla valle. Al via all'Istituto Leonardo di Agrigento gli appuntamenti in vista dell'8 marzo, giornata della donna. Diverse operazioni nel Palermitano, arresti a Brancaccio e a Trabia. Continuano i furti ad Agrigento a uffici pubblici, dopo il municipio e la volta dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Si è concluso il congresso di Sud Chiama Nord in vista delle prossime elezioni europee. Convegno domani di Lega Ambiente per dire no al rigassificatore a Porto Empedocle. L'Acragas perde contro il Canicattì nel neutro di Ravanusa, il Pro Favara vince contro il Castelbuono, perde ancora la Fortitudo Moncada contro l'Udine. Buongiorno con l'appuntamento di TV Notizie, boom di visitatori alla Valle dei Templi di Agrigento ieri in occasione della prima domenica del mese, giornata con l'ingresso gratuito, il servizio. Boom di visitatori alla Valle dei Templi di Agrigento in occasione della prima domenica del mese, giornata in cui l'ingresso ai siti archeologici è gratuito. Complice anche la bella giornata di sole di ieri. Sono stati migliaia i visitatori che hanno preso d'assalto la Valle dei Templi di Agrigento, anche per ammirare la nuova installazione, il maestoso telamone in posizione verticale. Tanti turisti, ma anche gente del posto, comitive, con delle famiglie intere, hanno deciso di trascorrere una domenica diversa passeggiando per le meraviglie della Valle dei Templi. Numeri importanti che hanno però inevitabilmente mandato in tilt la viabilità. La sosta selvaggia ormai è diventato un copione, visto soprattutto l'affluenza di queste giornate. Centinaia di automobili sono state parcheggiate lungo la carreggiata, in curva, addirittura tra le aiuole e i terreni incolti della strada che porta alla Valle dei Templi, un fenomeno non per forza strettamente collegato alla capienza dei parcheggi a disposizione. Tutto pieno nei pressi della clinica Sant'Anna. Lo stesso però non può dirsi del parcheggio di Giunone, dove diversi posti erano liberi fino a tarda serata. Al via Liceo Leonardo di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, la settimana dedicata all'8 marzo, giornata della donna. Oggi hanno relazionato sul tema la scrittrice Ester Rizzo e Rossana Florio, direttrice dell'Archivio di Stato. Noi abbiamo seguito l'evento. Una serie di incontri e di appuntamenti in vista dell'8 marzo con qualificate personalità qui all'Istituto Leonardo. Sì, confermiamo una consuetudine che ormai si esprime da qualche anno nel celebrare il nostro 8 marzo per una settimana intera, dedicando alle donne delle giornate tutte legate da un fil rouge. Quest'anno abbiamo voluto chiamare la nostra rassegna Oltre per intendere che le donne devono andare oltre i ruoli che la società ha imposto loro, quasi a confinarle dentro dei recinti ideali dai quali ovviamente è giusto che si assuma la consapevolezza di dover uscire una volta per tutte. E allora il fil rouge che abbiamo scelto è quello della guerra, intesa sia in senso fisico che in senso figurato, perché cominciamo appunto con Ester Rizzo che ci parla delle donne della prima guerra mondiale, di come queste donne hanno affrontato il percorso della guerra, di come si sono rese protagoniste nel buio e nel silenzio in cui spesso, soprattutto in quell'epoca, venivano relegate le donne. Proseguiamo poi con la presentazione di un libro della professoressa Patti sugli istituti femminili ad Agrigento, quindi la guerra di queste donne, una guerra ideale quella, di queste donne che venivano recluse in questi istituti, quindi quasi ghettizzate ed abbandonate in qualche modo in quel ruolo, al quale attraverso la presenza della FIDAPA
di Realmonte, affiancheremo il tema della guerra per l'emancipazione femminile, presentando per esempio una figura di spicco qual è stata in questo campo, nel campo dell'imprenditoria, Luisa Spagnoli. Proseguiremo poi ospitando l'assessore regionale al lavoro, alle politiche sociali, alle pari opportunità, alla famiglia, l'onorevole Albano, che tanto si sta spendendo anche per le pari opportunità, per le donne, per i sussidi e le opportunità che vengono date alle donne, e lo verrà a raccontare ovviamente ai nostri ragazzi. Continueremo ospitando la dottoressa Sajeva, direttore della Farm Cultural Park, che ci verrà a parlare del Prime Minister, cioè la scuola, diciamo, di formazione politica per le donne, perché anche quello è un ambito oltre il quale le donne devono andare, ed è ancora la strada è abbastanza lunga da fare. Concluderemo questa rassegna con la presenza di Stefania Battistini, giornalista di punta del TG1, inviata di guerra, che appunto chiudendo il tema della guerra ci racconterà le tante storie di donne incontrate sia in Ucraina che adesso ovviamente nei territori palestinesi e nella striscia di Gaza, del come affrontano la guerra. Ovviamente sono storie di donne, spesso sono anche storie di bambini. Ester Rizzo, oggi per questa serie di appuntamenti in vista della festa dell'8 marzo. Oggi parleremo di una vicenda che ha interessato il nostro territorio durante la Prima Guerra Mondiale. Riguarda delle donne pacifiste che manifestarono contro la guerra per la pace nel 1916, nel 1917 e nel 1918, e per questo ardire furono condannate appunto a 30 giorni di carcere e 100 lire di multa. Ecco, quanto è importante iniziare questi incontri in vista dell'8 marzo con gli studenti? Penso che sia importantissimo recuperare la memoria storica delle donne, iniziare soprattutto nelle scuole, ed è per questo che io ringrazio la dirigente e il corpo docente che fa questo percorso di recupero e di un'altra narrazione della storia, tenendo conto dell'apporto che hanno dato le donne in tutti i territori e in tutti i contesti. Rosanna Florio dell'Archivio di Stato oggi dà il suo contributo a questa iniziativa, questi lunghi percorsi della settimana in vista dell'8 marzo. Come? Oggi c'è la presentazione del libro di Ester Rizzo, 30 giorni e 100 lire, un libro che nasce da una importante ricerca archivistica fatta dall'autrice negli anni passati. Il nostro contributo è sempre quello relativo alla valorizzazione del ruolo degli archivi, soprattutto nella loro dimensione etica e civile, ed è bello oggi poter condividere con i ragazzi queste esperienze e soprattutto queste riflessioni, perché il messaggio che vogliamo dare congiuntamente non è solo quello legato alla dimensione femminile, al valore e al ruolo della donna nella storia, ma è soprattutto la testimonianza e le testimonianze che possono essere riscontrate negli archivi, quindi come momenti storici di fondamentale importanza. Anche il deputato nazionale agrigentino Calogero Pisano sarebbe tra i cosiddetti spiati nell'ambito della presunta attività di dossieraggio su cui indaga la Procura della Repubblica di Perugia, al momento a carico di 15 indagati, tra cui l'ufficiale di polizia giudiziaria Pasquale Striano, al quale si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico in riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette bancarie. L'onorevole Pisano ha dichiarato in un suo comunicato: apprendo dalla stampa che il mio nome sarebbe tra quelli oggetto di una vergognosa e illegale attività di dossieraggio. Dalle indagini della Procura di Perugia va delineandosi un quadro sconcertante e scandaloso. Spero che le autorità preposte facciano al più presto chiarezza. Colpo al mandamento mafioso di Brancaccio a Palermo, la squadra mobile e la SCO, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, coordinata dal procuratore De Lucia, hanno arrestato 9 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi. Il servizio da Palermo.
Dopo l'omicidio di Giancarlo Romano, figura emergente di Cosa Nostra a Brancaccio, scattano adesso nuovi arresti proprio contro il clan che opera anche allo Sperone a Roccelle nella zona di Corso dei Mille. Il GIP Lirio Conti, accogliendo la richiesta della DDA guidata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza è stata eseguita per 8 degli indagati dalla squadra mobile e dallo SCO, mentre per il nono dai carabinieri. Il provvedimento colpisce gli attuali referenti del mandamento, che avrebbe gestito le principali attività illecite del clan, ovvero pizzo imposto a tappeto, come già era emerso in operazioni precedenti, ad hotel, officine meccaniche e persino ad ambulanti, ma anche il controllo delle piazze di spaccio, soprattutto quella dello Sperone. In quest'ultimo settore dalle indagini sarebbe emersa non solo la gestione da parte degli indagati dei canali di approvvigionamento della droga, ma anche la pretesa di una sorta di tangente per l'esercizio dell'attività di spaccio nelle varie zone della città. Dall'inchiesta viene fuori anche la gestione di scommesse online abusive, proprio il business che avrebbe determinato uno scontro tra la famiglia Mira e Alessio Caruso, rimasto gravemente ferito nell'agguato di lunedì scorso in via 27 maggio, in cui ha perso poi la vita Romano. Un mandamento, quello di Brancaccio, che resta particolarmente attivo nonostante diversi blitz messi a segno dalle forze dell'ordine negli ultimi anni. Era solo gennaio scorso quando arrivavano 30 condanne proprio per l'imposizione del pizzo a tappeto nella zona, e qualche settimana fa la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 31 tra imprenditori e commercianti che sono accusati di favoreggiamento. Nonostante le prove evidenti, avrebbero negato però di aver ricevuto richieste estorsive. Così intanto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: l'operazione della polizia dà un duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio e al sistema che fa affari con lo spaccio di droga e le scommesse clandestine in un territorio scosso dall'omicidio del 26 febbraio. Ringrazio la polizia e la DDA di Palermo che ha coordinato l'indagine, che permette inoltre di far luce su un giro di estorsioni e danni dei commercianti. Preme dire che questa accelerazione, questa progressione, sia dal punto di vista giudiziario che investigativo, è certamente il frutto dei recenti eventi fatti di sangue che sono avvenuti nell'area mandamentale di Brancaccio. Chiaramente mi riferisco al grave fatto di sangue avvenuto il 26 febbraio, che è costato la vita a Romano Giancarlo, nonché al grave ferimento appunto di Caruso Alessio Salvo. 8 sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, mentre un indagato è stato arrestato dall'Arma dei Carabinieri, anch'egli ritenuto sospettato di far parte del medesimo sodalizio criminale. Nel corso dell'attività investigativa sono state ricostruite, o meglio dire sono state ipotizzate circa 15 ipotesi di estorsione ai danni di esercizi commerciali attraverso il sistema cosiddetto a tenaia, cioè forme, diciamo così, di estorsione, di richiesta del pizzo che, diciamo, sono estese dall'hotel fino a piccoli, medi, fino anche ambulanti, quindi forme di attività commerciale di vario genere. Sono state ipotizzate queste ipotesi, che sono chiaramente state contestate agli indagati. Chiaramente nel corso dell'attività è stato anche ricostruito, nonché ipotizzata, la responsabilità degli indagati nella gestione delle attività illecite derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, sia nella forma della gestione dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente, nonché nella richiesta del cosiddetto mensile per la gestione della piazza di spaccio che veniva attribuita ad altri soggetti presumibilmente. Furto all'interno dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato un infisso al piano terra, hanno fatto irruzione nella sede dell'ente senza particolari problemi. Una volta dentro hanno rubato 15 assegni circolari dal valore di oltre 2.000 euro intestati allo stesso istituto. Rubati anche i sensori dell'impianto di videosorveglianza,
A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti che ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Avvia quindi le indagini dei carabinieri della compagnia di Agrigento. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Tra le ipotesi varie si potrebbe trattare degli stessi malviventi che hanno compiuto recentemente furti al municipio di Agrigento, agli uffici dell'ASPI, all'Agenzia delle Entrate e al Libero Consorzio di Agrigento. I carabinieri del comando provinciale di Palermo, con lo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia del nucleo cinofili con supporto aereo garantito dal 9° nucleo elicotteri, hanno seguito ben 19 provvedimenti cautelari in carcere emessi dal GIP su richiesta della DDA nella zona di Trabia. La corrispondenza da Palermo. Alle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Palermo, coadiuvati nelle fasi esecutive dallo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia con supporto aereo garantito dal 9° nucleo elicotteri, hanno dato esecuzione a 19 provvedimenti cautelari in carcere emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale palermitano su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno fatto emergere un grave quadro indiziario in ordine ai reati di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, incendio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti, commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento di oggi scaturisce da un'articolata attività investigativa condotta dal reparto territoriale dei Carabinieri di Termini Imerese dall'anno 2015 al 2022 di monitoraggio del mandamento mafioso di Trabia, con particolare riferimento alle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e Cerda Sciara. Le investigazioni hanno così consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza colti nel provvedimento cautelare in ordine alla operatività del sodalizio criminale che, mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e la violenza, si imponeva nel panorama sociale ed economico locale, avanzando richieste estorsive nei confronti di attività commerciali e imprenditoriali. Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre portato alla ridefinizione dell'organigramma del mandamento mafioso di Trabia e delle famiglie ad esso collegate, individuandone vertici e reggenti al fine di impedirne la riorganizzazione dopo l'incisiva azione di contrasto già posta in essere in diverse operazioni precedenti, tra cui, da ultimo, nell'anno 2016 l'operazione Black Cat, documentando inoltre legami e connivenze con i mandamenti mafiosi dei paesi limitrofi. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno bloccato e arrestato un 30enne per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina del peso di 8,5 grammi, droga di cui aveva provato a liberarsi lanciando un involucro dall'abitacolo dell'autovettura durante la fuga dell'Alt, intimato dalla stessa polizia. A Taormina si è svolta l'Assemblea Nazionale di Sud Chiama Nord, eletto il coordinamento, le prospettive in vista delle elezioni europee. Sentiamo lo stesso leader, Luca Cateno De Luca. A vederlo questo congresso, questa assemblea, mi pare che con la folla che c'è è già un buon auspicio, un buon inizio. Nel 1955 qui si tenne la prima riunione che portò poi alla conferenza di Messina, si partì da Taormina era l'1 e 3 di giugno del 1955 per fondare l'Europa. Oggi partiamo da Taormina per un progetto che è meno Europa, più Italia, più sovranità, più equità e Sud Chiama Nord si sta prendendo la responsabilità di intestarsi questo progetto all'insegna della libertà,
dalla libertà di pensiero e di parola alla libertà di poter esercitare i propri diritti rispetto a delle lobby europee che oggi stanno calpestando la nostra economia, la nostra identità, e quindi la sfida è lanciata e naturalmente chi vuol seguire una coerente linea di rispetto della nostra identità e del nostro popolo è benvenuto. Tanti sindaci, tanti amministratori, c'è molto interesse attorno a questo progetto. Noi partiamo già da 15.000 soci che rappresentano alcuni gruppi. Guardando questa prima fase di iscrizione abbiamo posto come obiettivo 100 persone, e quindi la creazione di un movimento che va al di là del movimento della giustizia per arrivare al movimento di massa, il movimento popolare. La senatrice, il sindaco Magorno per i temi legati alla sicurezza, e in attese anche le regioni della Sardegna e della Val d'Aosta. sono proposte. Le scelte di come continuare a costituirsi, con la lista Orizzonte Comune che ha superato il 3% questi dunque sono di Stato del Consiglio regionale, quindi un progetto che parte dalla Sicilia e che lancia la sfida anche a quella che è una visione nordista dell'autonomia, della quale noi abbiamo detto andiamo oltre, vogliamo uno Stato confederale e siamo pronti anche a quella che è la visione del Regno delle Due Sicilie. Adesioni anche di personaggi autorevoli? Sì, e questo ovviamente presuppone che il lavoro e soprattutto quella che è la coerenza alla fine è un elemento di attrattività, e rispetto a queste adesioni noi possiamo dire chiaramente che già c'è un programma che riguarderà tutto il mese di marzo di annunci importanti, perché il lavoro che abbiamo fatto in questo anno alla luce del sole e alcune in parte sotterraneo ora uscirà allo scoperto, e ovviamente quello che per noi diventa realmente questo progetto di libertà vedrà protagonisti tanti personaggi che ci hanno osservato con interesse e oggi stanno ufficializzando la loro adesione. Banco di prova saranno le europee e De Luca sarà leader capolista. Io sarò presente in tutti, d'altronde sono abituato a scendere in campo e a metterci la faccia sopra e quindi non solo io, ma sarà una lista che rappresenterà tante sensibilità. Cosa lo hanno fatto per secoli, dai tempi di Napoleone in poi, seminando decine di miliardi. Nell'ambito della campagna Sicilia Carbon Free, giunta alla terza edizione, domani, martedì 5 marzo, si svolgerà l'incontro dibattito dopo la COP28 Sole e Vento per la giustizia, transizione, no al rigassificatore. Parteciperanno Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, Catiuscia Roe, responsabile energia di Legambiente, Anita Assuto, responsabile energia e clima di Legambiente Siciliana, Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, Francesco Ferrante, vicepresidente del coordinamento Free, coordina l'evento, Daniele Gucciardo, presidente del circolo Legambiente Rabat. Venerdì pomeriggio, nella sala conferenze del Circolo Empedocleo di Agrigento, è stato presentato il libro Giuseppe Alongi, Il poliziotto sociologo, scritto da Gero Di Francesco, condirettore della rivista Studi Storici Siciliani, edito da Salvatore Sciascia, Il Servizio. Lo scorso venerdì 1 marzo, nella sala conferenze del Circolo Empedocleo di Agrigento, è stato presentato il libro Giuseppe Alongi, Il poliziotto sociologo, scritto da Gero Di Francesco, condirettore della rivista Studi Storici Siciliani, edito da Salvatore Sciascia. L'incontro è stato introdotto dalla presidente della sezione agrigentina dell'Ande, Carola De Paoli, che ha sottolineato la scelta di continuare nell'impegno dell'associazione nel porre all'attenzione della comunità il tema del contrasto alla cultura mafiosa, latente e non ancora definitivamente sconfitta. L'evento è stato moderato dalla stessa Carola De Paoli e sono intervenuti il docente universitario Marcello Saia, condirettore della rivista Studi Storici Siciliani, il presidente emerito della Corte di Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, lo stesso autore Gero Di Francesco. Il professore Saia ha trattato l'aspetto sociale e istituzionale del periodo storico in cui si sviluppa la trama del libro, sottolineando il contesto nel quale è nato il fenomeno mafioso.
dottore Cardinale ha proposto una completa carrellata sui diversi volti della mafia, la sua capacità di cambiare pelle, pur perseguendo sempre i suoi fini di arricchimento, sfruttando percorsi illeciti, utilizzando a volte anche soggetti insospettabili. Il questore dottore Palumbo, portando la sua esperienza professionale vissuta nel campo, ha parlato della strategia della mafia che cerca di vivere sempre di più nel sommerso per occuparsi dei suoi traffici. A conclusione dell'incontro, l'autore si è soffermato sulla figura di Giuseppe Alongi, da lui descritta come poliziotto atipico in un periodo della storia italiana nel quale nacque e si sviluppò lo studio dell'antropologia criminale. La figura di Giuseppe Alongi è citata in molti testi di mafia proprio per le sue profonde analisi sul fenomeno criminale. Niccolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, ha incontrato Papa Francesco e gli ha consegnato una documentazione che attesta il cammino culturale e di evangelizzazione del movimento. Sentiamo lo stesso Niccolò Mannino. Siamo nella Sala Nervi del Vaticano, fra pochi minuti incontreremo come Parlamento della Legalità Internazionale Papa Francesco, al quale daremo la locandina del Festival della Legalità e della Gioia, che riguarderà un momento bellissimo che vivremo il 9 e il 10 maggio con i ragazzi delle scuole da tutta Italia. Contemporaneamente consegneremo anche il libro Profeticamente Scomodi, dedicato a Don Tonino Bello, e il progetto formativo culturale Ricercatori dell'Alba. Rincontrare Papa Francesco è un momento di gioia, di bellezza, di amore alla vita. Racconteremo le cose meravigliose che abbiamo fatto e diremo da quale parte stiamo. Stiamo dalla parte degli ultimi, degli emarginati, di chi crede in una cultura di riscatto. Ritornare a incontrare Papa Francesco, l'abbiamo visto il 24 ottobre scorso, oggi lo incontriamo di nuovo, gli racconteremo il cammino culturale del Parlamento della Legalità, che va in maniera significativa al cuore di chi si sente solo, e dopo un lungo tour partito dal Vaticano, Montecitorio, Assemblea regionale siciliana e anche nella bellissima realtà del Campidoglio, adesso ci accingiamo ad andare a Bruxelles e poi a Strasburgo per cantare un inno alla vita. Al Papa daremo questi doni, il Papa saprà di noi, saprà del Festival della Legalità e della Gioia e sarà un momento di grande consolazione. Presidio ospedaliero dimenticato dall'ASP di Messina è quello di Sant'Agata di Militello. La corrispondenza da Messina. Alcune associazioni di Capodorlando e dell'Interland si chiedono se l'ASP di Messina abbia dimenticato l'ospedale di Sant'Agata di Militello. L'interrogativo nasce dopo alcune dichiarazioni del commissario Giuseppe Cucci, come asseriscono i sodalizi, avrebbe citato per l'appunto gli ospedali di Barcellona, Milazzo, delle Isole Eolie, di Taormina e di Mistretta, saltando a pie pari quello di Sant'Agata di Militello. Eppure, aggiungono i sodalizi, liberamente Hauser, Recitando e Parolando, Legambiente, Pink Project e Chicara, se c'è un presidio ospedaliero che complichi la politica e l'assenza di un'adeguata programmazione aziendale e provinciale, è stato abbandonato, destrutturato, progressivamente smantellato a danno del diritto alla salute dei cittadini e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, e che pertanto versa in una condizione di criticità strutturali e sanitarie, è proprio quello di Sant'Agata. Da qui l'appello ai sindaci del distretto 31 di battere un colpo, di mobilitarsi, di far sentire la propria voce ai circa 80.000 cittadini del territorio nebroideo, mettendo in chiaro le proprie posizioni sul civico di Sant'Agata di Militello, ribadendo al nuovo commissario straordinario dell'ASP di Messina che l'ospedale di Sant'Agata di Militello è una struttura pubblica dei Nebrodi, unica e insostituibile, e tale deve rimanere. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Vi proponiamo ora un'ampia pagina sportiva. Finisce per 2-1 il derby tra il Canicattì e l'Akragas, giocata nel campo neutro di Ravanusa. Decisivo il gol di Raimondi nei minuti di recupero. Il servizio di Lantini. In mastica amaro l'Akragas del tecnico Marco Coppa, che al Saraceno di Ravanusa è stato sconfitto da un Canicattì determinato e reattivo nei minuti di recupero e con un uomo in meno. Dopo un primo tempo molto combattuto, la compagine del tecnico Orazio Pilatella usufruisce di un calcio di rigore per un fallo di Rechichi su Salvia. Bonilla dagli 11 metri non riesce a superare Sorrentino, che respinge il tiro. L'Akragas si reagisce e con Di Mauro, ben servito da Litteri, ma anche il gol del vantaggio.
la gara si fa sempre molto più intensa ed ancora la compagine Venganzura sfiora la rete con un colpo di testa di Caramanno. Il primo tempo termina a reti bianche. Nel secondo il portiere sorrentino para l'impossibile su Camarà e Bonilla, ma al 56esimo Rechichi reagisce ai danni di Bonilla e viene espulso. Agregas in inferiorità numerica. Al 61esimo Littere subisce un fallo in piena area biancarossa. Per l'arbitro è rigore e dagli 11 metri lo stesso bomber Agregantino fa centro. Agregas in vantaggio, ma deve fare i conti con un Canicattì voglioso di recuperare. E così al 74esimo arriva il pareggio grazie ad un colpo di testa di Lozza sugli sviluppi di un calcio di punizione. In pieno recupero arriva al 93esimo il gol beffa per l'Agregas. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Raimondi salta più in alto di tutti e mette dentro. Il Canicattì la ribalta e si aggiudica 3 punti, grazie alla sua coppia di centrali difensivi. Credo che l'unica cosa che sia mancata all'Agregas oggi è stata l'espulsione che abbiamo subito e quindi il fatto di essere rimasti in 10 uomini, perché credo che l'Agregas avesse il controllo della partita fino a quel momento, ampiamente, e poi però abbiamo avuto anche la bravura e la capacità in 10 uomini di passare in vantaggio, però mancava ancora tanto tempo per cui abbiamo dovuto soffrire, abbiamo subito tanti calci piazzati, non abbiamo mai preso un tiro in porta su azione ma soltanto su calci piazzati, ne abbiamo subiti tanto e loro sono stati bravi a mettere la palla 2 volte dentro sul calcio piazzato. Cosa non ti è piaciuto oggi della tua Agregas? No, è stata preparata una partita per tentare di giocare con un baricentro un po' più basso e attaccare alla profondità e così è stato, infatti al primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo concretizzato, al secondo tempo volevamo continuare sulla stessa scia del primo, ripeto però siamo rimasti subito in 10 praticamente, quindi abbiamo fatto un intero tempo in 10 uomini e nonostante questo, ripeto, il vantaggio ma poi non bravi nel difendere sui calci piazzati. I gol subiti dall'Agregas sicuramente evitabili. Evitabili, lì noi marchiamo a uomo, per cui i miei ragazzi sanno che ognuno deve prendersi responsabilità di prendersi ognuno il proprio avversario e tentare di vincere il duello l'1 contro 1. Vuol dire che loro sono stati più bravi, sono stati più forti di noi sull'1 contro 1 nei calci piazzati. Se parliamo di economia del gioco, di partita, allora parliamo d'altro, ma è giusto però analizzare il risultato e quindi abbiamo perso 2-1. Direttore Cammarata, quanto brucia questa sconfitta arrivata in pieno recupero contro il Canicattì? È una sconfitta che brucia perché come tutte le sconfitte che arrivano al 94esimo fanno male. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli, abbiamo giocato per 38 minuti nel secondo tempo in 10 uomini. Eravamo riusciti a passare in vantaggio, era stata una partita aperta, potevano fare gol loro, potevamo fare gol noi, però oggi il risultato dice che andiamo a casa senza punti, vuol dire che il Canicattì ci ha creduto di più. Sì, assolutamente, adesso le partite sono tutte delle finali e bisogna arrivare alla quota salvezza il prima possibile, perché sennò rischi di impantanarti in situazioni che a noi non competono. Perciò già da domenica con l'Ocri bisogna provare in tutti i modi a portare a casa i 3 punti. Direttore Strano, l'Agregas esce sconfitta contro il Canicattì per 2-1, che partita è stata? È stata una partita sotto gli occhi di tutti, combattuta da ambo le parti. Il primo tempo abbiamo sciolinato un calcio importante, abbiamo sprecato purtroppo 3 palle davanti alla porta, però la stessa cosa all'inizio secondo tempo loro sono entrati meglio e hanno sfiorato più volte e hanno mancato di far gol anche loro. Nel momento tecnicamente migliore per loro, quando viene espulso Richichi, noi riusciamo a fare gol con il nostro Gianluca Litteri che si è conquistato un rigore da bomber. Naturalmente poi 10 contro 11 il Canicattì tanta gamba, abbiamo preso 2 gol sul calcio piazzato, naturalmente al 90esimo era fatta, i 5 minuti di recupero sono stati sospinti dal buon direttore di gara in maniera forsennata, quindi abbiamo combattuto contro i Marina Vento, però la colpa è nostra perché 2 gol in quel genere non si possono prendere.
Dunque, l'Acregas ha rischiato di vincere a Canicattì, ma in inferiorità numerica, espulso Rechiche in pieno recupero, soccombe alla rete di Raimondi al 93esimo, dopo essere stato raggiunto da Losa al 74esimo, che aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio beggazzurro su rigore battuto da Litteri. In classifica il Canicattì sorpassa di 2 punti la compagine dei Timbli, ma che non pregiudica comunque il proprio cammino, anche perché in coda nessuno ha approfittato dello stop esterno dell'Acregas. Hanno perso infatti sia il Locri che il Portici. Per quanto riguarda le altre pericolanti, Sagataldese e Castrovillari si dividono la posta in palio e guadagnano 1 punto ciascuno. Anche il San Luca si ferma con il Licata. Si inceppa il Trapani, fermato sul nulla di fatto con la nuova Igea. Ma vediamo i risultati. Locri Vibonese 0-3, Reggio Calabria Ragusa 3-0, San Luca Licata 0-0, Siracusa Portici 2-0, Acireale Sant'Agata 1-0, Canicattì Acregas 2-1, Nuova Igea Trapani 0-0, San Cataldese Castrovillari 0-0, hanno riposato Real Casalnuovo e Gioiese. E domenica prossima l'Acregas ritorna all'Esteneto per affrontare il Locri. Giornata interlocutore invece in eccellenza Girone A. Vincono come da pronostico le 2 battistrada, Nissa e Profavara, che superano rispettivamente l'Atletico Palermo e il Castelbuono. Successo anche per lo Sciacca, che supera il Mazzara con un tris di reti. La sorpresa della giornata comunque è rappresentata dalla sconfitta interna del Mazzara 46, che cede sotto i colpi del Fulgatore. Sorpresa anche a Misilmeri, dove il Castellammare si aggiudica il confronto, e da Geraci, dove passa e vince la Folgore di Castelvetrano. In classifica generale Castellammare raggiunge il Mazzara 46 in terza posizione, mentre continua l'ascesa dello Sciacca, che si ritrova a soli 3 punti dalla zona playoff. In promozione Girone A porta bene al Casteltermini l'avvento del nuovo tecnico Giovanni Fassone. La compagine granata ha infatti vinto in trasferta a Bagheria con il risultato di 1-3 grazie a rete di Abdul, che pareggia il vantaggio palermitano di Biondo. Poi arriva il raddoppio ancora di Abdul e il tris di Rodriguez. Perdono entrambe le squadre della montagna, vale a dire Camarat e Gemini, la seconda in casa, e perdono terreno prezioso in classifica generale. Niente da fare per l'Empedoclina, che cede ancora tra le mura amiche ad opera del CUS Palermo. In classifica generale bel passo avanti del Casteltermini, mentre l'Empedoclina è sempre più destinata ai play-out con la diretta avversaria giardinellese. Malgrado la sconfitta, il Gemini è sempre nella zona playoff, anche per la contemporanea sconfitta interna del Bagheria ad opera di un sorprendente Casteltermini. Il Profavara vince per 2-0 l'incontro con il Castelbuono, consolidando così la sua seconda posizione. La Profavara torna alla vittoria e batte con il più classico dei risultati 2-0 l'ottimo super giovane Castelbuono. La gara si è giocata a porte chiuse, senza pubblico, per decisione della Lega dopo gli incresciosi fatti del pre-partita con la Folgore di Castelvetrano. Porte chiuse anche per il prossimo incontro casalingo del 17 marzo contro l'Aspara, se la Lega non accoglierà il ricorso presentato dalla società, che si ritiene estranea a quanto accaduto fuori dallo stadio. Ritornando alla gara di ieri contro il Castelbuono, la Profavara è andata in rete al 14° del primo tempo con Luca Ficarrotta, con uno splendido sinistro che non ha lasciato scampo al portiere ospite. Sul finire della gara, raddoppio dell'ottimo Lucarelli, che già alla mezz'ora del primo tempo aveva preso le misure colpendo la base del palo della porta difesa da Fagone. Era stato comunque il Castelbuono, ben messo in campo da mister Bognanni, a dettare i tempi per almeno 15 minuti, costringendo la Profavara nella propria metà campo e mettendo in più occasioni in difficoltà centrocampo e difesa giallo-blu. Padroni di casa che comunque pian piano sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco e realizzare alla prima vera occasione con Ficarrotta, che scodella un gran bel sinistro che porta in vantaggio gli uomini di Catalano.
Secondo tempo che vede la Pro Favara diventare padrone della gara. I gialloblu guadagnano la gestione del centrocampo, propongono diverse azioni offensive che portano al raddoppio il veloce e sgusciante Lucarelli. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo realizza la rete del definitivo 2-0. Ma ecco i commenti post partita dei due mister Catalano e Bognanni e del DS della Pro Favara Tino Longo. Non era facile dopo la sconfitta ricominciare, ripartire. È vero, i primi 10 minuti abbiamo avuto un attimo qualche difficoltà, ma anche merito del Castelbuono che ci è venuto a pressere alto e non ci ha fatto giocare. Poi dopodiché, quando abbiamo preso le misure, credo che siamo riusciti a sviluppare quello che sappiamo fare. Abbiamo fatto un gol con Figarotta bellissimo e poi da lì si sono creati un po' di spazi sia nella prima parte della gara che nella seconda parte della gara. Credo che la partita la potevamo chiudere anche molto prima, però dico va bene così, l'importante è che siamo ripartiti, che era la cosa più importante. A centrocampo abbiamo visto un po' di sofferenza, forse perché c'era qualche uomo in meno? Assolutamente, sono sempre in tre in mezzo al campo, secondo me hanno fatto anche abbastanza bene, come ho detto prima il Castelbuono ci ha pressava alto, non era facile giocare, metteva tanta intensità e quindi ogni volta che magari cercavamo di fare qualche giocata o perdere un attimino di tempo o rallentare la giocata era normale che ci arrivassero addosso, però penso che dopo 10 minuti e un quarto d'ora i ragazzi hanno capito il tema della partita, gli spazi che c'erano lì davanti erano tanti e li abbiamo sfruttati abbastanza bene, quindi di questo sono abbastanza soddisfatto. 2 gol che, come diceva all'inizio, mettono anche su morale, perché si deve continuare, lo ha detto anche prima della gara, a fare più punti possibile. Assolutamente, per noi è fondamentale continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, perché può sembrare invano, perché in questo momento magari siamo a 7 punti, però noi sappiamo che abbiamo un obiettivo, non possiamo raggiungere sicuramente la vetta perché credo che sia abbastanza difficile, bisogna essere anche abbastanza onesti, però dobbiamo arrivare al top per quanto riguarda i playoff perché è una cosa che ci teniamo. Un proseguo di campionato allora a marcia ingranata? Assolutamente, noi ogni partita cerchiamo di dare il massimo, siamo caduti diverse volte e questi ragazzi hanno trovato sempre la forza di rialzarsi e quindi in questo non avevo dubbi perché è un gruppo abbastanza forte, un gruppo che ha superato tante difficoltà e siamo tutti convinti e stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo che per noi è importante. Mister, abbiamo visto un'ottima partita, un Castelbuono determinato e devo dire che a tratti ha fatto proprio il gioco in campo. Sì, noi veniamo da un percorso di crescita costante, abbiamo questi principi, cerchiamo di giocare in casa e fuori casa. Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché affrontavamo la seconda della classe, una grande squadra composta da grandi giocatori, però noi siamo arrivati qua, avete visto tutti i primi 15 minuti, abbiamo cercato di giocare, di mettere palla a terra, poi su una verticalizzazione che secondo noi c'era forse il fuorigioco, ci hanno fatto gol perché loro alla prima occasione ti puniscono, nonostante ciò il primo tempo abbiamo giocato tanto, poi loro di nuovo su un'altra ripartenza, su un errore nostro hanno avuto un'altra occasione, però secondo me il pareggio il primo tempo poteva essere giusto, poi là il secondo tempo poi si sono un po' allungati anche noi, i ritmi si sono abbassati e abbiamo cercato di giocare. Ripeto, oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Favara è una grande squadra, con una grande società, con una grande dirigenza e quindi oggi qui sarebbe stato difficile, però abbiamo giocato, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo 37 punti. Io voglio dire questa cosa, ancora dobbiamo cercare di fare più punti possibili, dobbiamo pensare di fare partita dopo partita e poi vediamo dove possiamo arrivare. Il nostro obiettivo è quello di fare bene domenica dopo domenica perché lavoriamo per questo e siamo pagati. Vabbè, come al solito le squadre che vengono a giocare contro di noi l'atteggiamento è sempre un po' più aggressivo perché sanno di affrontare una grossa squadra, quindi loro hanno fatto una partenza eccezionale, si può dire, tra l'altro meritavano pure anche il gol all'inizio dei primi 10 minuti. Poi piano piano abbiamo preso coscienza delle nostre forze e siamo usciti. Una Pro Favara che continua il suo cammino, una Pro Favara che mette in campo tutte le forze disponibili per arrivare al massimo. No, la cosa più importante in questo momento è pensare di arrivare, cercare di recuperare tutti gli infortunati, perché ancora c'è la Piana, Retucci, Mistretta, Milano, insomma non è così poco quello che c'è fuori, però insomma aspettiamo, i ragazzi che giocano ce la mettono tutta sempre. Ce la mettono tutta e riescono a vincere oggi 2-0 meritato.
Sì, poi alla fine il risultato è meritato, ripeto, questa è una squadra di giovani, imbottita di giovani, il Castelbuono, e mi è piaciuta tantissimo. Ma io so come ragiona Bognanni, so che lui lavora molto sulle ripartenze, sa mettere bene la squadra in campo, e quindi no, era già difficile dalle ripartenze, però ripeto, noi siamo a Favara e dobbiamo vincerla. Finisce per 70-82 la partita della Fortitudo Moncada in casa contro la squadra di Udine. Sentiamo le dichiarazioni del coach Calvani al termine dell'incontro. Coach, è arrivata una sconfitta dopo una partita molto combattuta che la Fortitudo è riuscita anche a rimontare nel terzo quarto, poi è mancata un po' di energia, è mancato qualcosa. Cosa è mancato per arrivare poi alla vittoria? Intanto non è la prima partita che noi, come giustamente hai notato te, combattiamo e cerchiamo di giocarcela per quello che sono i nostri mezzi e le nostre risorse, e giocarla fino alla fine. E quindi in questo io posso dire solamente bravi ragazzi, perché ci hanno provato. La dimostrazione è quella che nel terzo quarto vinciamo il quarto a 21-14, quindi contro una squadra come Udine. E quindi questo è un segnale di una squadra che è presente, che ci prova, che combatte, che ha argomenti sul campo per poter fare. Poi ovvio perdiamo 18 palle perse e questo ci ammazza, perché permette agli avversari di avere 18 possessi in più e a noi 18 possessi in meno, quindi questo è un dato, ma bisognerebbe anche capire come vengono fuori queste palle perse e il perché vengono fuori queste palle perse. Quindi abbiamo giocato contro una squadra che mette in campo giocatori a livello internazionale che rientrano dagli impegni con la loro nazionale per la finestra FIBA che c'è stata poco tempo fa, giocatori che sono scesi dalla Serie 1, giocatori che partono dalla panchina come Ali Begovic, Caroti, De Laurentiis, che potrebbero stare in quintetto in qualsiasi altra squadra, giocatori che come Vedovato, che sta seduto a fianco al manager fuori dalla panchina. Quindi credo che bisognerebbe anche avere consapevolezza prima di dare dei giudizi nei confronti della squadra, e quindi io, siccome mi sforzo di essere equilibrato nonostante le tante sconfitte, perché le tante sconfitte non fanno piacere a nessuno, soprattutto di chi vive di questo, vorrebbe qualche volta vincere le partite, quindi cerco di mantenere lucidità e ovviamente non posso non avere consapevolezza di quello che noi viviamo, di quello che è la forza e l'esperienza e il background che ha questa squadra, e quindi sarei preoccupato se, come dice il mio collega, abbiamo anima, e quindi questo è sicuramente, magari a differenza di altre situazioni che non mi riguardano, almeno questo ce l'abbiamo sicuramente oltre agli argomenti. Prima di tornare alla partita, come sta Meluzzi? Non lo so, dovete chiedere al medico. Ok. Ci sono degli spunti positivi per ritrovare questa vittoria, cioè vedendo l'aggressività e la volontà di vincere di questa squadra, ci sono degli spunti positivi che ti porti dietro? Beh, insomma, questa squadra, come ho detto poc'anzi, è una constatazione, poi ognuno le mie parole possono essere interpretate in tanti modi. Possono essere interpretate di un allenatore che mette le mani avanti dicendo che gli altri sono più bravi e noi siamo meno bravi. Io invece faccio una constatazione realistica di quello che sono il background di esperienze, le qualità degli avversari contro le nostre, ma noi giochiamo e diamo il massimo. Questi ragazzi durante la settimana si ammazzano nel lavoro settimanale, cercando di produrre quello che poi è una preparazione della partita, che se non ci sei con la testa, quando tu vai sotto nei primi 2 quarti, al terzo quarto ne puoi prendere 20 e finire la partita lì, e quindi ci sono assolutamente degli spunti. Dovremo continuare a lavorare, cercare di migliorare quello che può essere nel contesto che viviamo settimanalmente, di aumentare quello che è l'aggressività e la durezza difensiva, per poi cercare di avere un impatto meno pesante quando poi ci troviamo a giocare contro squadre di questo livello. Ultima domanda, quanto incide l'aspetto psicologico mancando la vittoria da diverse partite? Io posso solamente incoraggiare la squadra e dare dei riferimenti su quello che noi facciamo, e quindi la frustrazione c'è per me per primo, perché io sono venuto qui per sostituire un collega,
ho vinto una partita, ho perso anche il conto di quante ne abbiamo fatte fino ad oggi, quindi credo 8 partite, 9 partite, 7 partite quello che abbiamo fatto, quindi direi che è abbastanza frustrante per un allenatore che subentra continuare a perdere, e quindi cerco di dare fiducia ai giocatori, di non lesinare dove ci sono degli interventi da fare, come ho sempre fatto. La qualità della settimana degli allenamenti sono una qualità di una squadra che è presente, che è determinata nel cercare di raggiungere i risultati. Poi che oggi giochi contro una corazzata, come abbiamo giocato contro tante corazzate, e fai fatica, e quindi nulla, si va avanti e si guarda alla prossima partita cercando di mettere a posto quello che siamo in condizione di poter mettere a posto con le nostre qualità e le nostre risorse. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.